Alessio Lattuca, oggi il quarto contest per il clima per una coscienza ecologica. Ci sarà la presentazione ufficiale per le scuole, i docenti e gli studenti. Bene, oggi è una giornata speciale perché ci sono parecchi istituti che partecipano al quarto contest nel solco di quello che è già accaduto in passato, perché a differenza, devo dire, della partecipazione della città ai problemi che si riferiscono appunto al clima, all'ambiente, ai gas climalteranti, i ragazzi manifestano un interesse ben preciso e hanno fatto dei lavori davvero significativi in passato e spero che li facciano anche quest'anno. Ho notato che ci sono gli insegnanti molto interessati, hanno chiesto informazioni, abbiamo già fornito le schede, le slide perché le scuole possano approfondire. Abbiamo anche la presenza oggi di un istituto importante di Caltanissetta, oltre al liceo classico d'Agrigento, il King, l'Ambrosini, il Gallo, liceo appunto Ruggero VII di Caltanissetta, che partecipano da anni e anche quest'anno hanno dimostrato la loro attenzione ai problemi che noi abbiamo in qualche modo sviluppato in questi anni. Si tratta di parlare ai giovani nella speranza che i giovani, come hanno già dimostrato, continuino a interessarsi del pianeta e del futuro. Il Movimento per la Sostenibilità Ambientale di Agrigento continua le sue battaglie verso delle strutture ormai obsolete che però, parlo del rigassificatore in primis, del gasdotto, che però ormai sono state, tutte le autorizzazioni sono state scadute, però nonostante ciò si va avanti per la realizzazione. È un fatto gravissimo per la nostra Valle dei Templi. Vorrei dire che nonostante le autorizzazioni siano scadute, tutte, la regione siciliana, la regione Sicilia, segnatamente l'assessore al ramo, l'assessore all'energia, hanno concesso 70 mesi di proroga a Enel e Snam per ultimare, dicono loro, questo impianto pericolosissimo e noi siamo stati costretti a ricorrere prima al TAR del Lazio e ora siamo come dire, impegnati perché il ricorso è incardinato al Consiglio di Stato e ci stiamo preparando per agire contro questo mastodontico ecomostro al Consiglio di Giustizia Europea. Quindi il movimento non solo è impegnato, diciamo che è impegnatissimo e devo dire che i componenti del movimento sono attrezzati tutti insieme perché ne fanno parte molte associazioni, molti cittadini che spesso non sono neanche tenute nella giusta considerazione di questa città perché credono davvero che sia un problema che mette in discussione il futuro della città. Ecco, brevemente, il Movimento per la Sostenibilità Ambientale ha anche criticato fortemente il premio assegnato a custode dell'ambiente al governatore Schifani qui ad Agrigento qualche giorno fa. Noi non abbiamo criticato soltanto questo, abbiamo mandato una lettera molto articolata all'assessore regionale che ha promosso questo premio e abbiamo chiesto quali siano le ragioni di questo premio in una regione che si è occupata poco di ambiente, anzi problema, non abbiamo acqua, abbiamo avuto gravissimi problemi di dissesto idrogeologico, tutti i problemi gravissimi di quella regione. E poi fanno il premio per premiare chi? Quali sono gli elementi che hanno stabilito, chi l'ha stabilito, quale commissione, quali costi ha avuto tutta questa manifestazione durata 2 ore che a quanto pare sia costata 120.000 euro. Sono questioni che hanno a che fare col pressapochismo. Io li chiamo, sono un po' allo sbaraglio secondo me, perché non era opportuno fare queste cose, al di là delle mie considerazioni. Proprio non è un fatto solo politico o giuridico, è un fatto di opportunità. Non c'era nessuna condizione, atteso che il Presidente della Regione aveva chiesto di rilasciare 70 mesi di proroga. Il Presidente della Regione ha uno degli impianti più pericolosi che esistano nel pianeta, perché questo impianto è classificato a rischio grave da una legge europea e nazionale, dalla legge Seveso, che ad Agrigento non è stata tenuta in alcuna considerazione. Questo è il tema. Poi possono fare tutti i premi e premiarsi,
parlarsi addosso, dirsele, ma la realtà è un'altra. Queste persone non hanno nessuna sensibilità verso i temi della sostenibilità.